Oggi siamo a Canale d'Agordo, in provincia di Belluno, il paese natale di Albino Luciani, che divenne Papa Giovanni Paolo I nel 1978. Canale d'Agordo è un centro nella valle del Biois, che ha una sua antica rilevanza valorizzata anche dai ricordi di vita di Papa Luciani. Ecco quindi che a fianco della pieve di San Giovanni Battista si trova il museo dedicato alla memoria di Albino Luciani e, appena fuori dal centro, la sua casa natale. E, a testimonianza della storia importante del paese, la Casa delle Regole. Essa si trova in una piazzetta con al centro una fontana all'angolo di via Soia. È una costruzione semplice e non monumentale, ma resa importante dalla sua storia civile di autogoverno della valle e dagli affreschi sulla facciata principale. Sulla facciata gli affreschi, solo parzialmente conservati, lasciano intravedere sulla sinistra una meridiana, in realtà un orologio liturgico che segnava le ore in base alla scansione liturgica della giornata. Sotto la finestra si trova un crocifisso e tra le due finestrelle, sotto il poggiolo, una trifora dipinta, con al centro la Madonna del Carmine tra i santi San Giovanni Battista e Nicola da Bari. Tra le figure dei santi è dipinto uno stemma, forse quello della famiglia Doglioni, uno scudo giallo con banda bianca trasversale, sormontato da un elmo coronato con sopra un cigno bianco con ali nere. A destra c'è San Lorenzo, compatrono della pieve di Canale, e a sinistra San Girolamo. L'edificio è decorato negli angoli con riquadri rossi e gialli. Dei motivi geometrici circondano le finestre. Sopra la porta del poggiolo, al secondo piano, è riportata la data 1640. La porta di accesso principale è posta al primo piano, al termine di una scalinata in sasso. Dall'ingresso si entra in una cucina con focolare e camino. Dalla cucina si passa alla stua, che era l'unica stanza riscaldata della casa. Nella stanza, al centro della parete, c'è un affresco raffigurante la Vergine incoronata da due angeli con il bambino, che probabilmente apparteneva alla parte più antica della costruzione, a cui è stata appoggiata la Casa delle Regole. È probabile che l'edificio appartenesse al notaio Bernardo Doglioni, fratello di Adorno Doglioni, rettore della pieve di Canale dal 1624 al 1664. Attualmente la costruzione è di proprietà comunale, escluso il piano terra rimasto proprietà privata, ed è stata restaurata tra il 1985 e il 2005.